La quarta corsa del ritiro di Dorotea Trio, restano quindi in 7-1, in 8, 1 Dina del Brenta, 2 Diona dei Rum, 3 Dabi Etoile, 4 Dalini Lady, 5 Del Fudigea, 6 Divine Matley, seconda linea, 7 Dudville, 8 Dalida Ban, macchina che accelera con la rottura di Diona dei Rum. Sbaglia anche Del Fudigea, si lancia in avanti, Rum, squalificato. in breve Divine Matley, numero 5, che supera Del Fudigea, squalificato. Dina del Brenta. In terza posizione Dabi Etoile, poi gli altri a seguire, con Dina del Brenta che sposta dopo 200 metri, va su Divine Matley e attacca. Si avvantaggia gradualmente, passa a condurre al paletto dei 400 iniziali. Completamento in 36 del quarto, con la favorita in vantaggio, Dina del Brenta su Divine Matley, poi Dabi Etoile in terza posizione, tutti in fila indiana. Numero 4, sono rimasti in 5 Lady, praticamente, i 600 intanto in 47,4 da parte di Dina del Brenta, che è sempre inseguita da Divine Matley e Dabi Etoile. La quarta posizione per Dudville che precede Dalida Ban. Intanto gli 800 in 1-2-7 dopo un primo quarto in 36. Dina del Brenta completa un secondo in 32,1 e arriva al chilometro iniziale nell'ordine del 1:18,8. A questo punto sposta Dabi Etoile dalla terza posizione, va su Divine Matley. Rimane lì però Dabi Etoile con Divine Matley che segue direttamente la battistrada Dina del Brenta, che ora accelera 14,5 per la frazione. Insiste Dabi Etoile nella sua progressione, avvicina a questo punto Dina del Brenta che è sempre in schiena Divine Matley. L'errore di Divine Matley mentre Dabi Etoile va all'attacco di Dina del Brenta. Due forse si agganciano e ne approfitta Dudville. Dudville nel finale passa e vince, mentre per il secondo Dina del Brenta e Dabi Etoile finiscono agganciate, probabilmente difficile separarle. Comunque ecco, suona la sirena, quindi tutto in discussione. La vittoria, questo non dovrebbe essere in discussione, la vittoria per Dudville e Vincenzo Torrente.